Come fare una torta mimosa in casa? Con pochi passi realizziamo facilmente una torta mimosa. Andiamo a fare il pan di Spagna con la planetaria, lo potete fare anche con uno sbattitore o un altro attrezzo per montare le uova. Noi lo facciamo nella planetaria. Iniziamo a mettere le uova nella ciotola, lo zucchero, mettiamo la frusta e iniziamo come in tutti i miei video del pan di Spagna che avete visto sui miei canali social. Ci vuole un po' di aceto che aiuta il montaggio e a mantenere ben soda la montata di uova. Setacciamo la farina per ben 2 volte. Adesso andiamo già a preriscaldare il forno. Nel frattempo facciamo questa lavorazione. Faremo 2 teglie tonde, una ci servirà per la base del pan di Spagna e l'altra ci servirà per i pezzetti di pan di Spagna esterni. Andiamo a imburrare le 2 teglie ed infarinare. La farina in eccesso nelle teglie si toglie in questo modo. Le uova saranno pronte quando saranno montate in questo modo, vedete, belle schiumose. Adesso con un cucchiaio a spatola, perché deve grattare bene sul fondo se ci sono dei grumi di farina, andiamo a inserire in 2-3 tranche la farina. Guardate come sono spumose le uova, spettacolo. Andiamo a inserire la farina in 2-3 volte. Giriamo in questo modo. In altri miei video vi ho indicato anche la frusta per girare la farina, quindi nel finale ci possiamo aiutare con una frusta per essere sicuri. Adesso inseriamo l'impasto nelle teglie. Andiamo a raddrizzare dal centro verso l'esterno. Adesso andiamo ad infornare a 180-190 gradi per 18-20 minuti. Raffreddati i pan di Spagna, il più grande lo andiamo a sformare e lo mettiamo su un piatto. Guardate che spettacolo. E il piccolo è questo. Togliamo la pellicina esterna, togliamo la parte esterna in questo modo. Troppo buona la scorza del pan di Spagna. Questa non la buttate, la potete mettere nei biscotti alla marena. Tagliamo in 3 strati, uno strato superiore e un altro ancora. Per la bagna possiamo usare qualsiasi tipo di bagna a frutta o addirittura anche il succo delle ananas. Andiamo a bagnare leggermente il primo strato. Vi ricordo che per realizzare la crema pasticcera usata in questa ricetta vi lascio il link in descrizione. Crema pasticcera. Panna ben montata. Giriamo
questo modo. Guardate che spettacolo questa crema chantilly. Con l'aiuto di un sacco a poche andiamo a riempire in questo modo. Spatola con gomito, tagliamo a pezzetti ananas ben strizzate. Adesso mettiamo il secondo strato, diamo una pressione, andiamo a bagnare leggermente. Secondo strato. Prima di mettere l'ultimo strato diamo una piccola bagnata sotto, poi andiamo a schiacciare e un'ultima bagnata sopra. Pulire sempre il tavolo da lavoro. Adesso aggiungiamo un'altra piccola parte di panna alla crema per farla più leggera per l'esterno della torta. Girotorta è una comodità. Andiamo a raggruppare bene tutta la torta in questo modo per farla più a cupola è possibile. Mettiamo la crema restante in superficie, anche lateralmente, e diamo la torta quanto più precisa è possibile, in questo modo. Anche se ci sono delle piccole imperfezioni non fa niente, perché adesso andiamo a mettere il pan di Spagna a cubetti. Tagliamo in questo modo, tagliamo delle strisce in questo modo, non tanto spesse, devono essere sottili. Togliamo la pelle, tagliamo dei pezzetti piccolini, in questo modo, e mettiamo sulla torta. In tutti i lati della torta andiamo a coprire con pan di Spagna. Con l'aiuto di una spatola o tarocco con la restante bagna che abbiamo bagnato la torta e un po' di colorante giallo andiamo a finire la mimosa. Con un po' di crema chantilly avanzata chiudo, taglio in questo modo a foglia centrale. Adesso finalmente il magico taglio. Vedete come affonda il coltello, spettacolare. Adesso vado ad assaggiare questa spettacolare mimosa. Guardate come affonda bene la forchetta nel pan di Spagna. Freschissima. Pan di Spagna cotto alla perfezione, che è la prima base di questa torta da non sbagliare. Poi ovviamente una buonissima crema gialla, panna, questa bagna alla frutta e le ananas all'interno. Spettacolare. Ragazzi, seguitemi sempre su tutte le mie pagine social. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!